Venezia. In riferimento a quanto sarebbe accaduto nei giorni scorsi nella chiesa veneziana di San Zulian, la curia patriarcale sta tuttora attentamente vagliando quanto riferito per chiarire fatti, modalità e interconnessioni di ciò che è realmente accaduto. Lo scrive il patriarcato in una nota invitando alla calma di fronte a notizie non confermate. Si precisa inoltre, continuano dalla curia, che non è corretto affermare che nella Basilica Cattedrale di San Marco vi siano frequenti atti di oltraggio alla Santissima Eucaristia. Succede talvolta che al momento della comunione si presentino persone all'oscuro del significato del gesto liturgico che stanno compiendo. In tal caso è lo stesso sacerdote o diacono che con l'aiuto dei custodi attraverso una semplice domanda chiarisce la situazione e nel caso congeda la persona con un saluto o una benedizione. Cona. 3 autobotti dei Vigili del Fuoco sono state impegnate dalle 9:30 di mattina per spegnere le fiamme sprigionatesi in un'azienda agricola nella zona della stazione ferroviaria. Numerose le segnalazioni arrivate ai pompieri da cittadini preoccupati per l'alta colonna di fumo nero. Distrutto dalle fiamme il capannone degli attrezzi da dove sarebbe partito il rogo che ha trovato facile alimento in un cumulo di segatura. I Vigili del Fuoco, arrivati da Mestre, Piove di Sacco e Cavarzere, hanno spento gli ultimi focolai intorno a mezzogiorno. Jesolo. Il fiuto di Zicono sbaglia un colpo e individua un altro pusher sorpreso a cedere una dose di droga sul lungomare. Il pastore tedesco della polizia locale ha contribuito domenica sera verso le 22:30 a individuare uno spacciatore nigeriano attivo nella zona dei bagni dell'Arenile davanti a Piazza Mazzini, avvicinato dopo la cessione di una dose di cannabis a un 21enne albanese. La droga, circa 12 grammi, era nascosta in un foglio di cellophane. Sottoposto a perquisizione, lo spacciatore ha poi consegnato anche 410 euro in contanti, probabile frutto della cessione di altre dosi di droga a clienti che lo avevano contattato in precedenza.